Due amici escono per un giro in bicicletta sulle strade del Vicentino, ma quella che doveva essere una bella pedalata si trasforma in dramma perché un'auto li urta scaraventandoli a terra. L'incidente è successo a Zugliano nella mattinata, uno schianto mortale intorno alle 11:10 lungo la strada provinciale 67 all'altezza di Via Maso a Grumolo, Pedemonte, frazione di Zugliano. Il SUV, per cause in corso di accertamento, ha travolto i due ciclisti. Per un 62enne di Caldogno non c'è stato nulla da fare, mentre il compagno di pedalata è stato ricoverato con un codice di media gravità all'ospedale di Sant'Orso, un lungo rettilineo assolato dove sull'asfalto sono rimaste le tracce del terribile schianto, la bici accartocciata, sul SUV investitori i segni dell'urto fatale. Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, è stato individuato dall'elicottero che perlustrava la zona in ricognizione aerea il biker tedesco di 56 anni disperso. Le ricerche erano scattate già ieri sera, quando, dopo che il tedesco si era staccato dal gruppo di cui faceva parte senza più fare ritorno, era stato dato l'allarme. L'uomo è stato individuato in una zona impervia a 930 metri di quota sopra i forti di Lozzo di Cadore. Sbarcati i soccorritori e personale medico, non è rimasto che constatare il decesso. Da una prima ricostruzione l'uomo, dopo aver percorso l'anello del forte, ha seguito un sentiero che parte ampio e abbastanza dolce, ma via via acquista pendenza e si stringe fino a diventare una traccia verticale. Tanti soccorritori presenti, una sessantina di persone, del soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, forestali con 6 unità cinofile.